Bene raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo all'ultima parte della stagione 99-2000 col Barcellona, obiettivo almeno un trofeo importante per il Supercoppa non conta. Quindi o Champions o campionato o Liga Spagnola, visto che il Barça ha fatto l'eterna seconda in quella stagione. Siamo messi anche bene, ma adesso però c'è... Aspetta, scusate. C'è il Valencia, quindi sarà durissima. Vediamo se riusciamo a fare anche un punto che andrebbe bene al Mestalla. Vediamo. Il Valencia parte forte purtroppo, però... Se il possesso è nostro, però vedo molte azioni bianco-nere purtroppo. Dominio valenziano, anche se a livello di possesso siamo messi bene. Sveglia, grazie, niente. La squadra ammonita praticamente. Primo tempo un po' balordo. 5 Zenden, mettiamo Litmanen, ne spostiamo così. 5 anche Nesta, mettiamo Michele Reisinger. Anche se è un po' infortunato, dobbiamo rischiarlo perché Nesta sta giocando male. A fare. Gol del Valencia. Era nell'area. Claudio Lopez punisce. Esce Gabriel Omar, entra Dani e mettiamo basta. Andiamo e speriamo. Ma la vedo duretta oggi, eh? Brutta sconfitta. Niente. Valencia che sta giocando bene. Sta meritando. Espulso, però... Gol del Barcellona! Non ci credo, Dani al 90esimo 1-1, godo. Godo. Il Real Madrid ha perso, calma. Il Real Madrid ha perso, riesco a guadagnare un punto, più 6 ragazzi, più 6 ne è squalificato, perfetto. Raga, siamo a San Siro contro il... Oh, che succede Beppe? Ma no. Ok. Raga, sarà durissima contro il Milan di Andriy Shevchenko. Gioca? Shevchenko in panchina, non ci credo. Godo. E ora il Milan la pagherà. Vediamo, però sarà durissima a San Siro. Certo che vedere Sheva in panchina è un po' curiosa la cosa. Siamo a San Siro contro il nostro Milan. Quarti di finale. Primo tempo avaro. Però il nostro portiere è 8, quindi stiamo soffrendo. Solo Milan, only Milan purtroppo. Only Milan. Sta giocando anche bene Sandrone. Allora, siamo con la squadra decimata, ovviamente. Ok. Talismano Dani per un Battistuta un po' sottotono. Arteta per Gigi Enrique. Vai. Gol del Barça, attenzione, da talismano Dani, signori, talismano Dani. Ma Ganz gioca, cioè. Hanno Sheva e mettono Ganz. Vinciamo 1-0 ragazzi a Milano, incredibile. Nulla ha senso, ma è così. Luis Enrique squalificato. Perfetto. Prima divisione, il Madrid ha giocato. No. No.
Beh, raga, siamo contro l'Atletico. Partita durissima. Andiamo poi una bella partita in Champions. Siamo stanchi, raga. Stanno tentando di fare il triplete, ma sarà durissimo. La del Barça, calma. Vitor Rivaldo. Il buon Vitor. Il problema è che manca una vita. Intervallo. Condizione. Abbiamo Reitzinger che è distrutto. E Zenden anche. Siamo senza ricambio, fioi. Troppa gente fuori. Allora. Togliamo via Reitzinger. Mettiamo Deo. So cazzi, fioi. E togliamo Zenden. Giochiamo così. Sono tutti stanchi e Gigi figo. Babangida anche no. Bisogna mettere Dani fuori ruolo. Non possiamo avere altri infortuni. Solo che rischiamo veramente di... Eccolo là. Era da vederla. Gol del Barça. Dani. Oh, Dani incredibile, fioi. Dani quando lo metti il secondo tempo fa strage. Gol dell'Atletico purtroppo. Siamo stanchi, raga. Batistuta non segna più. Purtroppo non segna più Batigol. Fuori tipo entra a fare 2-2, altro pareggio. Però con due grandi squadre, quindi ci può anche stare. Il Real può tornare a -4. Vediamo se vediamo la partita. Babangida piano piano Madrid contro l'Espagnola, vedo dura. Real Madrid stravince, ragazzi, e torna sotto. In realtà, sarebbe per il Bilbao una partita in più, ma stare attenti, per un campionato che non è veramente chiuso, anzi è stra-aperto. Raga, siamo contro il Madrid, semifinale d'andata di Coppa del Re. La vedo male, siamo stanchi e senza veramente un ricambio. Attento, ne batti gol, si sveglia. Sarebbe importante arrivare anche in finale, ovviamente, di Coppa del Re. Cioè, stiamo lottando per il triplete, cioè, pazzesco, non me l'aspettavo, sinceramente. Abbiamo trovato la tattica giusta comunque, sicuramente anche senza palla, con la palla gol del Madrid, purtroppo Hierro pareggia. La vedo benissima sta partita, sinceramente. Troppi infortuni e tanti squalificati anche. Tattica Barça, vabbè. Mettiamo Dani. Facciamo così, facciamo la crazy pazzia. Tanto Dani in ogni posizione del campo segna. Non riusciamo a sfondare. Gol del Madrid e il Moro Morientes. Forse il primo obiettivo. Se ne sta andando. Ci sta. Ci sta raga. Cocu per Batigol. Babangida per Gigi. Al rientro Babangida. Però 2 gol in trasferta, se prendiamo 2 gol in trasferta in casa, la vedo durissima. Gol del Barça e Dani, incredibile. Fischio finale 2-2. Mamma mia, quante ne stiamo pareggiando. Chi vince praticamente vincerà, penso, la Coppa. Salamanca, incredibile. Rivallo squalificato. Nonostante l'espulsione di Nesta, vinciamo col Betis di Siviglia 1-0. Partita soffertissima. Vediamo la classifica. Siamo primi, ragazzi, ma l'è dura.
Raga, ritorno col Milan, purtroppo Figo e Rivaldo sono stanchissimi, li mettiamo nel secondo tempo. Devo giocare Babangida e Litmanen. Ma che palle. Quindi siamo senza portiere? Vabbè, 90% può giocare. Vediamo dopo l'1-0. No, vabbè, va subito. Che due coglioni, però, dai. Che bello. Buttare via così la partita. Espulsione dopo 10 minuti. Gotti, ragazzi. Grande Bruno Gotti. Espulso anche in Gotti, via 10 contro 10. Partita un po' cattiva. Rosso anche a Serginio. Gol del Milan, giustamente. Gol del Barça, grande Dani che non ha preso il posto, titolare. Mamma mia. Vai. Cerchiamo di cazzare non altro, sono in 9, fioi. La C Milan di Milano in 9. Attenzione col 2-1 passano loro, Espulso anche Maldini. No, va bene, cioè, per piacere voglio passare adesso, Nano per Zenden. Ed esce Arteta. Ed entra Pippo Cochiu. Raga, 9 contro 10, cioè la partita delle distruzioni. Gol del Barça, Litmanen, ieri Litmanen, Negodo. Siamo in semifinale, ragazzi, partita devastante con 4 espulsioni, 3 per la Cimina di Milano. Molto bene. Sorteggione Barcellona, Parma, Real Madrid, Bayern Monaco, incredibile. Il Parma in semifinale, grande Parma. Numancia Deportivo. Guarda, il Deportivo stagione disastrosa. Barça Sociedad, mamma mia. Siamo la raga in lotta per tutto. Raga, per il momento in scioltezza 2-0 contro il Sociedad, addirittura espulso Guerrero. È il video degli espulsioni, cazzo. Incredibile. Gol del Barça ancora Dani. Dani è proprio buggato, signori. Infatti lo togliamo, mettiamo Bati, anzi mettiamo Kluivert, il rientro di Kluivert. Vediamo chi è stanco. Posto di Zenden. Mettiamo Figo. Facciamo così. Questa deve essere una vittoria, cerco di... Chiaramente se posso tagliare un po' taglio qualcosa perché voglio chiuderlo oggi il video, non voglio farlo neanche troppo lungo. Questa vittoria importante contro la quarta della classe. Attenzione, Sapinto. Che due coglioni quando segnano. Entra poco più per Arteta. Per favore, niente scherzi, grazie. Andiamo a casa e finisce 3-1, gran risultato. Madrid vince purtroppo e il Bilbao vince, quindi rimane tutto come prima. Però abbiamo una partita in meno rispetto al Bilbao, Raga, bug incredibile che con le amichevoli, cioè con gli impegni internazionali, sono senza difesa e senza squadra, mi hanno creato dei giocatori loro, Questa la perderemo sicuramente, vai. Cioè, vai, non posso giocare perché non ho giocatori. Va bene. Bello sto bug. Real Madrid c'ha tutti ovviamente. Incredibile. Tutti in amichevole, sono fuori tutti, Tre quarti di squadra fuori per impegni internazionali prima della semifinale di Coppa di Spagna. Perderla così mi gira i coglioni. D'altronde questi erano purtroppo i bug dei giochi di quegli anni.
Il primo obiettivo se ne va certamente, perché è quello 0-0 sono fuori, quindi. Complimenti al Madrid. Real Madrid Salamanca, grazie. Non ho parole. Ottima vittoria con l'Espagnolo, un po' sofferta ma è arrivata con due bei gol di Battistuta. Vediamo il resto. Real vince purtroppo. Bilbao crolla, ragazzi. Il Bilbao crolla. Raga, abbiamo tutto per potersela fare. Mancano 4 giornate. Adesso c'è la Champions. Barcellona-Parma, signori, con squalificato Sergi e Godo. Oh, manca il centrale, mettiamo Reisinger. Ok, Gigi Enrique a pezzi, però Gigi Enrique. Ora al posto di Gigi Enrique mettiamo Xavi. Scaloni. Un anno che povero Scaloni. Saliamo per sicurezza. E andiamo Barcellona-Parma, raga. Semifinale di Champions, incredibile. Gol del Barça, Gigi Figo, ma calma. Gigi Figo, ma gran calma. Batistuta. Certo che comunque perdere la Coppa di Spagna, Coppa del Re, per una roba del genere, che questo sì mi sta sui coglioni. Però se ci siamo arrivati in finale di Champions, dai, calma, però manca ancora troppo. Attenzione, gol del Parma. Ai ai ai, gol del Parma, fuori casa, non ci voleva. Mettiamo il talismano Dani. Porca miseria, gol stupido. Gol del Barça. 3-1 alla fine. Real Madrid no, Real Madrid Barcellona no, però ok. Faccio vedere le tattiche. Una, presso palla, senza palla. Eccoci qua. Cazzo, rischiamo di beccare Real Madrid in finale, non ne credo. È un'ossessione il Madrid. Figo 10 giorni, perfetto. Real Madrid Deportivo e Bilbao Saragozza. Metterei in campo la stessa squadra, solo che non può giocare chiaramente Gigi Figo. Quindi al posto di Gigi Figo mettiamo Babangida, togliamo Figo. Coquio è morto anche lui 2 settimane. E guarda, era finita la stagione tra Sergi e Bogarde per Reitzinger. Campionato. Col Malaga sarebbe importante portarla a casa. Gol del Barça, Gabriel Omar. Babangida, godo. Perché possiamo fare veramente tanta roba, eh. Primo tempo andato. Zender stanchissimo. Entra Littmanen. Vai. Il Barça nel come vuole vincere tutto. Anche se la Coppa è andata del Re, ma sinceramente fotte sega col campionato e la Champions. Dai, raga, dai. Mettiamo
Kluivert per Batistuta. Devo giocare un po' Kluivert poretto. Tanti infortuni per Kluivert quest'anno. Vinciamo 2-0, vittoria pesante. Bilbao vince, il Madrid vince. 3 giornate alla fine, per il Bilbao ne mancano 2 fiori. Dai, con una vittoria forse è fatta, ma non voglio pensarci. Non ci pensiamo. Adesso la Champions League, il ritorno. Ma Bangi da fuori, ma non ci credo. Mettiamo... Non ho altri destri. Mi tocca giocare con Figo a mezzo servizio. Però Pujol è stanco. Al posto di Puyol. Reitting è squalificato. Ma zio Kane. Mettiamo Deu, mamma mia. Anche Rivaldo è stanco, mettiamo Littmanen. Dani per Batistuta. E Gigi Enrique per Ciao. Trapattoni la Juve grandi. Sì, Reitting è squalificato. Vai. Vi prego ragazzi, non facciamo stronzate. Basta. Un 2-0 al palo. È un prodotto facilissimo, però. Mamma mia, che stagione Bepp. Finisce in primo tempo un po' così. Sergi è finito. Sono tutti squalificati, zio. Che Rivaldo. E Nano per Zender. Ti prego, continua così partita, ti prego. Una squadra iper decimata. Ah. Ma non so se parlo poco, ragazzi, ma sì, cazzo, e si va in finale di Champions. Con? Col Bayern? Col Bayern, non ci credo, Real crolla a Monaco e sarà Barcellona, Bayern, Monaco, non ci credo. No, Nesta, fuori per la finale. Vediamo se riusciamo a chiudere il campionato con Saragozza oggi, così per fare un turnover massiccio, speriamo. Non sarà facile, ma proviamoci. Perché voglio vincere, già completare diciamo, la sfida. Gol del Barça, calma, Dani. Attenzione, Saragozza pareggia, zio Ken. Finisce un primo tempo un po' così. Figo distrutto, benissimo. E Dani, anche Dani. Entra Gabriel Omar
e sarà lui a decidere il campionato. Proprio Battistuta segna il rigore, raga. E si ammazza. Guarda che bello. Troppi. Cioè veramente, è un infortunio dietro l'altro, però, eh. Esce Sergi. Frank, no, vabbè, basta. Troppi gente rotto anche la finale di Champions, cioè quella primavera. Gol del Barça, forse è fatta. No, zio Ken. Sì, siamo campioni di Spagna. Siamo campioni di Spagna. A 2 giornate dal termine nessuno mi può recuperare perché il Bilbao ha una partita in più. Godo. Che stagione, ragazzi. Sfida superata. Tutti squalificati, va benissimo. 3 mesi Battistuta. Oddio. Guarda, non dico niente. Raga, ho fatto le 2 partite, le ho vinte entrambe con super riserve perché sono messo non male peggio per la finale di Champions. Diciamo la grande con Madrid il secondo con 10 punti di vantaggio, veramente stellari. Stellari. E adesso la Champions League, la finale col Bayern Monaco. Raga, è incredibile, il gioco è stronzo, non mi ha salvato la finale di Champions, che comunque ho straperso con la squadra stanca e distrutta 2-0. Quindi finisce qui l'avventura, purtroppo l'abbiamo visto in diretta alla finale di Champions League, che è stata però un massacro, poteva finire 4-0. L'obiettivo raggiunto, abbiamo perso in semifinale di Coppa del Re, abbiamo vinto la Supercoppa di Spagna, perso in finale di Champions purtroppo, ma ha vinto lo scudetto con i 10 punti sul Madrid, quindi dobbiamo vincere almeno uno dei 3 principali trofei. Non ce l'ha fatta il Barça vero, ce l'abbiamo fatta noi, purtroppo però crollo in finale di Champions. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!